Sono stati milioni le donne, gli uomini e i bambini vittime di uno dei maggiori genocidi nella storia dell'umanità. Ebrei, zingari, disabili e omosessuali hanno trovato la morte per mano delle truppe nazifasciste. Nel 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 27 gennaio sarà per sempre il giorno della memoria. In questa data, nel 1945, infatti, l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz. 6 milioni è il numero degli ebrei uccisi e anche quelli veneziani non furono risparmiati dalla deportazione e dalla morte. A pochi passi dal Ponte delle Guglie sorge infatti il ghetto più antico d'Europa. Ci troviamo adesso davanti alla sinagoga tedesca, che è la più vecchia sinagoga del ghetto, istituita nel 1516, e la sinagoga edificata nel 1528. La vediamo qui alle mie spalle e questo è il cuore della Venezia ebraica, perché attorno a me ci sono altre due sinagoghe, la sinagoga Canton e la sinagoga italiana. Tra il 5 e il 6 dicembre del 1943 nel ghetto veneziano ci fu un rastrellamento. Furono 254 gli ebrei deportati e solamente 8 quelli che tornarono a casa. Gli altri, come sottolineato dal presidente della comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani, uscirono dal cammino di Auschwitz. Ora, ghetto e Shoah non dobbiamo confonderli. La storia del ghetto è la storia cinquecentesca della reclusione degli ebrei in un'area veneziana voluta dalla Serenissima. Nello stesso luogo, purtroppo, con le leggi razziste del 1938, questo luogo è diventato un punto di riferimento, come è sempre stato, per gli ebrei di Venezia e di estrema attenzione da parte dei fascisti, il che ha significato la deportazione nel 1943 degli ospiti della casa israelitica di riposo, che si trova ancora oggi di fronte a noi, e chiamiamola come si deve, mattanza degli ebrei veneziani assieme agli altri ebrei italiani e gli ebrei d'Europa nei campi di sterminio. Dico una cosa molto personale, ma credo molto incisiva. Mia madre è testimone 97enne di quei momenti. A volte, quando i nuovi episodi antisemiti riappaiono alla cronaca, lei dice io sono certa che non ci sarà più, ma se le nuove generazioni non prendono coscienza di questo, tutto ritornerà. C'è anche chi da bambina, come Silvana, quella notte ha assistito alle drammatiche scene di deportazione degli anziani ospiti della casa israelitica di riposo. Io sono nata in questo ghetto, ho 87 anni e ho visto quando i tedeschi sono venuti qua in ghetto a portare via le persone anziane in questo ricovero. Io dal balcone ho sentito delle voci molto forti, curiosa che ero, sono andata a guardare e ho visto questi tedeschi che portavano via questa colonna di persone anziane. Essendo che queste persone anziane non erano tanto che camminavano alla sua maniera, allora li spingevano col fucile. Poi dopo, attraversando la strada, è venuto avanti mia mamma, mi ha detto: Silvana, vieni dentro che se no ti sparano. E io sono entrata dentro, però le dico la verità che dalla quella volta là mi è rimasta una cosa talmente impressionante, che sono una parte di queste persone che sono qua, che non sono più ritornate.